Siamo già tristi e distrutti, non possiamo parlare. Ho il mio avvocato, quindi non posso parlare. Ma perché non può parlare, signora? Parlare. Siamo tristi e distrutti, dice Elvira, la moglie di Massimo Pestrin, l'uomo che mercoledì a Paese ha ucciso il fratello Lino e la cognata Rosanna Trento. Accanto ai due figli, da qualche tempo, si trova in un appartamento di Zero Branco, ospite di amici e parenti. I due ragazzi le fanno da scudo, a partire dal maggiore, tutti e tre travolti da una storia più grande di loro, catapultati in una realtà di violenza. Elvira non se la sente di entrare nel dettaglio delle prime dichiarazioni fatte da Massimo, che avrebbe ucciso i familiari perché convinto di un complotto nei suoi confronti. Al centro ci sarebbero proprio la gelosia per la donna e una separazione difficile, pista confermata dall'altro fratello Giancarlo, che al momento della mattanza era nell'appartamento a fianco dove stava pranzando con moglie e figli. Però lui dice nelle poche parole che si è lasciato sfuggire nell'immediatezza dei fatti, anche a colloquio con l'avvocato, c'era un complotto nei miei confronti, i miei familiari sapevano che mia moglie mi tradiva. Ma lo sapeva anche lui. Lo sapeva anche lui, cioè, aveva messo sul telefonino la foto con mezza nuda, cosa vedono tutti questi anni qua. Era un suo problema, doveva risolverlo lui. Quindi lui, diciamo, questa cosa qua non l'aveva digerita? No, non l'aveva digerita. Però la portava su di voi? Sì, cioè, cosa c'entriamo noi? Cosa c'entriamo noi? I suoi problemi si risolve e basta. Da molto tempo, Sì, da molto tempo. Da prima che l'appartamento di Via Noalese fosse ristrutturato? No, non è la situazione economica, non pagava l'affitto, l'hanno sfrattato. La trasparenza è questa, l'hanno sfrattato, ti hanno dato una data, a fine anno vai via e basta. Senta una cosa, è vero che c'erano botte, volavano botte tra di loro. Non era un buon rapporto. Non era un buon rapporto. Quindi Massimo picchiava la moglie? Sì, per me sì. Ma io si otteneva, non so che ne ha mai espresso, non aveva mai detto niente neanche a io, non ti risolvi i problemi così. In passato Massimo aveva aggredito anche il padre, deceduto alcuni anni fa. Lunatica perché serviva soldi per andare in Albania, perché doveva andare in Albania, ma lui era fatto così. O ti dava anche il cuore o ti occupava, infatti. A trovarlo in carcere? No, non esiste. Non esiste. E neanche il perdono non è detto. Non esiste. È il motivo, mi spiega il motivo, perché l'ha fatto. È il motivo perché lo ha fatto. I suoi problemi si tiene per lui, si risolve lui, non che altra gente che non c'entra niente.